Venerdì 25 maggio alle ore 18 presso la Biblioteca Lucasiana la presentazione di una sua opera su Domenico De Gregorio, storico, giornalista e letterato. Intanto ecco, da cosa nasce l'idea di dedicare proprio uno scritto a Monsignor De Gregorio? Monsignor De Gregorio ha scritto moltissimo, più di 50 scritti ci sono rimasti, 50 opere. E quindi c'è la necessità anche di tracciare un ordine, di creare un ordine in queste opere. Ecco, questa è l'idea, cioè creare una guida ai suoi scritti. Monsignor De Gregorio è stato storico, letterato e giornalista. Come giornalista è conosciuto in quanto direttore dell'Amico del Popolo per quasi un ventennio. È molto conosciuto come storico, ma forse è poco conosciuto anche come letterato e anche come poeta. Ecco, in questo libro riprendo tutte queste varie sfaccettature della sua personalità e cerco di creare sia una guida ma anche un ritratto, diciamo, una leggibilità della sua stessa figura. Una manifestazione che vede anche la partecipazione di illustre personalità. Sì, verrà da Palermo a presentare il libro dal punto di vista come storico, di De Gregorio storico, verrà a parlare a presentare il libro il professore Vacca della Facoltà Teologica di Palermo. Ecco, il libro si propone anche come una guida scientifica, questo ci tengo a ribadirlo, ma allo stesso tempo anche divulgativa. Ci fa conoscere tanti scritti che normalmente le persone non conoscono. Poi ci sarà il professore Lauretta e il professore Bellomo, Nino Bellomo, che parleranno della figura di De Gregorio.